Ci sono atmosfere che solo il genio italiano ha saputo creare. La bellezza qui ti sorprende a ogni sguardo. Scorci sempre nuovi e originali trasformano i luoghi in simboli di autentica eleganza e stile, dove arte e design rivelano tutta la loro grandezza. In Italia, lo straordinario è normale, la meraviglia è emozione quotidiana. Il talento qui lo ritrovi ovunque, nella perfezione dei gesti, nella raffinatezza del gusto e naturalmente nell'armonia dei sapori. Eh sì, lo stile di vita italiano è conosciuto e apprezzato in tutto il mondo. Ma oggi vogliamo raccontare un altro capitolo di questa grande storia. C'è una terra unica, fatta di seduzione e complicità, dove innovazione ed eccellenza si sposano con semplicità e tradizione. E proprio in questa terra da sogno, il genio italiano ha inventato il Prosecco Doc. Ideale per incontrarsi e riconoscersi al primo sguardo. Cuore e creatività made in Italy, perfetto nei profumi e nel sapore, e con un segreto: essere geniale. Prosecco Doc, Italian Genio. Buongiorno dal Teatro da Ponte di Vittorio Veneto. Oggi seconda giornata di prove eliminatorie del 33esimo concorso di violino Città di Vittorio Veneto, Premio Internazionale Prosecco Doc. La giuria è presieduta dal maestro Ernesto Schiavi, è formata dai maestri Francesco De Angelis, che è anche direttore artistico del concorso, Stefan Milenkovic, Virginie Robillard, Mattias Wollung. Il primo concorrente in gara di questa seconda giornata è Allegretti Gravina Pasquale, di 24 anni, viene da Roggiano Gravina, Cosenza. Al pianoforte Leonardo Bartelloni, uno dei due pianisti ufficiali, insieme a Monica Cattarossi.
Secondo concorrente in gara Giorgio Gagliano, 28 anni, di Palermo. Al pianoforte Leonardo Bartelloni, pianista ufficiale.
La terza concorrente di questa mattina è Letizia Gullino, 19 anni, di Torino. Al pianoforte ancora Leonardo Bartelloni, pianista ufficiale.
Ci sarà ora una pausa. Le audizioni con altri 3 concorrenti riprendono alle ore 11.